Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Tra i canali di vendita dello stupefacente c'era anche la Sicilia e quanto scoperto in un'operazione antidroga condotta oggi dai carabinieri a Vibo Valentia, per cui 11 soggetti sono stati arrestati. Una truffa sui bonus edilizi è stata scoperta oggi a Messina dalla Guardia di Finanza. 6 persone sono state sottoposte a custodia cautelare e beni per 37 milioni di euro sono stati sequestrati preventivamente. Lutto nel mondo della sanità siciliana. Ad Erice si piange la scomparsa del dottor Luigi Nacci, figura di spicco nella medicina e anche in politica. È morto Giuseppe Bruno, l'anziano investito lo scorso 19 marzo a Caltagirone. L'uomo era stato colpito dalla conducente di una Fiat Punto mentre attraversava la strada. È iniziata anche in Sicilia la conta dei danni a causa del maltempo. I venti hanno superato i 150 km/h. Un tornado si è abbattuto sull'aeroporto di Trapani, un tir si è ribaltato sull'autostrada A20 e ingenti danni si contano anche nel Palermitano. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!